sono andato ad accertarmi di cosa possa essere successo. Si presume che sia stato un fulmine, perché è stato sentito un grosso rumore in coincidenza della pioggia che era arrivata. Dopodiché sono sviluppate le fiamme che sono state spente. Adesso i pompieri stanno cercando di fermare il fuoco, nel senso che bisogna tagliare le travi e interrompere la continuità delle parti lignee tra un'ala e l'altra del carreggiato. Persone coinvolte? Persone coinvolte, c'è un morto, c'è una persona, mi hanno detto dovrebbe essere di 68 anni, che è deceduta. Credo sia ancora sul posto, e prima fermano il fuoco e dopo procederanno al recupero della salma. Si parla anche di 2 persone incastrate? No, si parla di un morto e ci sono altre 2 persone strette parenti di questo, che però quelle sono riuscite ad allontanarsi in tempo, e adesso stavo cercando di contattare appunto i parenti per capire come cosa. Si parla sempre comunque di persone tutte anziane. Più giovani sembra più giovani del deceduto. Comunque erano persone che hanno seguite anche i nostri servizi sociali da lui, se c'era una qualche situazione, diciamo così, un po' particolare.